Euroregione.news. Chi canta, suona, pensa, ride in Friuli. Una serie di spettacoli organizzati dall'Associazione Musicisti Tre Venezie, e il primo appuntamento sarà a Rive d'Arcano domenica 5 ottobre dalle 18 con la presentazione del romanzo di Rocco Burtone, Canzone del disordine. Nel nostro caso, partendo proprio da Rive d'Arcano, noi facciamo una cosa particolare, ovvero la storia che non c'è. La storia che non c'è è fatta così, ve la spiego in poche parole così ci capiamo subito. Due scrittori si presentano sul palco aiutati da un conduttore. Il conduttore darà un titolo ai due scrittori e dialogheranno col pubblico su come svolgere il tema, chiamiamolo tema, come se fossimo a scuola. Nel momento in cui il pubblico interviene, naturalmente gli scrittori saranno aiutati. Come faranno però a scrivere il tema che gli è stato dato? Li prenderemo e li metteremo dietro al palco. L'importante, lei che sta parlando si chiama Monica ed è una delle due scrittrici ospiti della prima serata, che sarà precisamente, non vedo, ecco, tu mi fai da suggeritrice, il 10 di ottobre a Rive d'Arcano alle 20:45, mentre gli scrittori dietro scriveranno con carta e penna, attenzione, non PC o solo carta e penna. Per 50 minuti ci sarà un concerto di fisarmoniche dei musicisti, sono due musicisti, sono anche marito e moglie, si chiamano Accordos. E adesso parlo proprio con Monica, perché Monica è quella che gestisce la biblioteca di Rive d'Arcano, quindi diciamo una di quelli che... Sì, non cominciamo a fare il politicamente corretto, vabbè, sai, scusami, alla casalinga di Voghera cosa gliene frega che tu sia una di quelle? Tu, è che non si dice poi, onestamente, una di quelle, non è molto bello. Allora, diciamo, c'è un gruppo di persone che gestisce la libreria e che scrive... volontari che gestisce. Io ti uccido, giuro che ti uccido. Allora, io vorrei che però Monica ci accennasse, perché lei ha fatto un libro che è molto interessante e molto particolare, di cui non parleremo quella sera, però è una delle ragioni per cui sei stata invitata. Che cosa ti è accaduto? Dirlo, se riesci a dirlo in 3 parole. È difficile, no, è difficile, mi rendo conto, perché io l'ho letto il libro ed è, insomma, è una storia che fa ansimare. Sì. Fa ansimare. Cosa ti è accaduto che tu lo hai raccontato in un libro? Allora, a me, più precisamente a noi, a me e mio marito, è accaduto che abbiamo preso in affidamento 2 sorelle grandicelle. Questo affidamento si è trasformato in adozione. 6 anni dopo l'adozione abbiamo scoperto che gli stessi genitori avevano fatto una terza figlia, era in Russia, e abbiamo combattuto la campagna di Russia, che è durata circa 3 anni, per riuscire a ricongiungere queste 3 sorelle, punto. E ho voluto raccontare nel libro le traversie e tutto ciò che abbiamo dovuto affrontare ed attraversare per raggiungere questa meta, non per autocompiacimento o per emozioni mie particolari, ma per trasmettere un messaggio che va oltre, cioè che cosa può significare, che cosa c'è dietro tutto questo, che cosa può significare nella vita di una persona, quanto ti cambia, quanto ti dà o quanto ti toglie, per cui per dare degli strumenti agli altri, punto. Ecco che a questo punto, quando noi diciamo ci troveremo sul palco, naturalmente magari abbiamo un minuto di tempo per spiegare al pubblico una delle ragioni per cui sei lì, però ripeto, questo libro non sarà il protagonista sarai tu, che andrà dietro insieme ad Alessandra Nardon, che è l'altra scrittrice, e dopo il concerto, che durerà circa 50 minuti, torneranno sul palco, quindi non avete molto tempo per scrivere il racconto, dovete fare una cosa abbastanza veloce.
e leggeranno al pubblico quello che hanno scritto e lì finisce la serata. E lì viene l'ansia naturalmente perché ti danno il voto, non so. E andiamo alla seconda parte, poi ci spostiamo in montagna, andiamo su in Carnia, a Prato Carnico, dove oltre al concerto ci sarà un altro tipo di spettacolo. Questa volta si intitolerà Gente di Prato Carnico, ovvero due persone che non sono scrittori saliranno sul palco con il conduttore e il conduttore li intervisterà. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di far conoscere ai cittadini, agli intervenuti, al pubblico, dei personaggi del comune che hanno qualcosa di particolare da raccontare. Cioè non chiamiamo Marlon Brando, non chiamiamo Pippo Baudo, chiamiamo due sconosciuti che però sono conosciuti nel luogo e che hanno fatto una vita strana. Magari lo dico perché è già accaduto in altri comuni, magari uno è stato 30 anni in miniera in Belgio ed è tornato e chissà perché nel paese è quello che tace, quello che non parla molto, ma che però avrebbe voglia di parlare, e così gli diamo questa possibilità. Anche in questo caso ci sono dei musicisti che suoneranno e che sono al mio fianco, Barbara Enrico e Andrea Castiglione, che faranno dei brevi interventi. In questo caso non è un concerto, ma faranno dei brevi interventi. Tu, Barbara, hai idea di che repertorio farai oppure ti adatterai, che ne so, alla serata, capirai al momento? Cosa dici? Allora, avendo già fatto queste iniziative con te, che sono davvero molto molto interessanti, perché si scoprono delle vite incredibili, e noi abbiamo cercato di fare un repertorio che sia ad ampio respiro, quindi che possa essere di repertorio italiano, americano, portoghese, gente de Minha Terra, che proprio è un pezzo che diciamo che è il nostro cavallo di battaglia per questo tipo di iniziativa, che proprio parla è un fado, però parla della gente della mia terra, perché facendo appunto questi incontri abbiamo potuto constatare, e penso che sia anche il pensiero di Andrea, il radicamento di queste persone nella loro terra e l'orgoglio anche di poter portare la loro storia alla luce, e con tutta la gente dal pubblico che effettivamente è molto coinvolta in questa cosa qui. All'inizio no, c'è un po' di difficoltà, come sempre quando ti trovi a portare delle cose nuove ad alcune persone, a un pubblico che magari a volte riempie il teatro, quando ce n'è un po' di meno, però dopo quando si scaldano veramente poi non riescono più a trattenerli, sì, è vero, è un fiume in pieno. Perché si interessano e partecipano proprio. Vabbè, posso dire, questa è la dimostrazione che la gente ha voglia di partecipare e anche di raccontarsi, e anche di raccontarsi. Sì. Inoltre, per esempio, Andrea, che è un musicista blues, che però come molti musicisti, anzi come forse quasi tutti i musicisti, si adatta, no Andrea? Sì. Dove sei? Ti adatti al fatto di fare un fado, di suonare un fado. È una cosa completamente diversa dal blues. Sì, com'è che te la cavi? Me la cavicchi io in qualche posto, no? Insomma, il risultato pare buono. Vabbè, il risultato è la verità, con questi eventi, insomma, che abbiamo fatto con te spesso e volentieri, e con questo repertorio che facciamo in duo con Barbara anche in giro, in realtà mi sono trovato a scoprire un mondo che nel corso di tutta la vita ho un po' lasciato in parte, anche la musica italiana, per capirsi. Fare pezzi di Carusona, di Endrigo, di cose così, per me era assolutamente fuori dal mondo. Quindi un'esperienza, ci si mette un po' a lavorare perché è tutto un altro tipo di approccio. No? Speriamo che il risultato sia gradevole. Ecco, allora chiudendo un attimo la manifestazione, perché non finisce qui, c'è da dire, dimmi tu le date, che abbiamo anche un ospite che viene dall'estero, che è Ludovica Burtone, il 26 ottobre, che è una domenica alle ore 18 a Prato Carnico. Quindi a Prato abbiamo due appuntamenti,
il primo con Barbara e Andrea, e voglio dire una cosa, se adesso lo dico, voglio dire che domenica 12 ottobre, sempre alle 18, Barbara e Andrea, ho anche i nomi dei due ospiti del luogo che saranno con noi, che si chiamano Daniele Leita e Vinicio Rupil. Se poi si dice Rupil non è colpa mia, abbiamo fatto un'assemblea per riuscire a capire come fosse il nome giusto. Dicevo, Ludovica Burtone è una musicista americana, anche se ha un nome italianissimo, che vive a New York e che viene ogni tanto in Italia, in questo caso in Friuli, e farà 2 concerti. Uno un po' di tempo prima lo farà dov'è Ludovica? Eccolo qua, lo farà a Udine al Caffè Caucic il venerdì 24 ottobre e l'altro, come dicevo, praticamente 2 giorni dopo a Prato Carnico. Quindi, riassumendo, questa è una manifestazione che ha 5 appuntamenti. Io ho saltato il primo appuntamento, che sarebbe il mio. Io presento la canzone del disordine, sempre a Rive d'Arcano. In biblioteca. Sempre in biblioteca? Sì. No, Sì, in biblioteca alle ore 18. Ma tanto il microfono è di là. Quindi, no. Ma lui si ricorda. Allora, dice, ecco, mettiamolo così. Riassumendo, stiamo facendo questo piccolo servizio per invitare tutti a venire a Chi canta, suona, pensa, ride, con la canzone del disordine, libro spettacolo con Rocco Burtone, poi La storia che non c'è, con il duo marito e moglie che gli Accordos, e poi abbiamo Barbara Enrico e Andrea Castiglione che ci portano a Prato Carnico. Pensate che bel viaggio, partire da Rive e andare a Prato Carnico e assistere a queste manifestazioni, con la chiusura di Ludovica Burtone, che è una violinista che viene dagli Stati Uniti a farci sentire le sue musiche. Penso che siamo stati anche troppo lunghi, il prossimo anno facciamo in più breve tempo. Grazie, mi tolgo gli occhiali. Grazie. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news